Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno, queste le principali notizie del TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv. Oggi venerdì 13 marzo 2026. Stati Uniti e Israele colpiscono il programma nucleare iraniano. Trump difende l'operazione come scelta necessaria per la sicurezza dell'Occidente. Washington sanziona anche organizzazioni accusate di finanziare Hamas sotto copertura umanitaria. In Italia si accende il dibattito sul referendum sulla giustizia. Meloni da Milano invita a votare sì. Dall'Europa arriva una procedura di infrazione sulle case green. Salvini annuncia una stretta contro i veicoli senza assicurazione RC Auto. E dagli Stati Uniti, nel Michigan, un uomo ha attaccato Buongiorno, queste le principali notizie del TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv. Oggi venerdì 13 marzo 2026. Stati Uniti e Israele colpiscono il programma nucleare iraniano. Trump difende l'operazione come scelta necessaria per la sicurezza dell'Occidente. Washington sanziona anche organizzazioni accusate di finanziare Hamas sotto copertura umanitaria. In Italia si accende il dibattito sul referendum sulla giustizia. Meloni da Milano invita a votare sì. Dall'Europa arriva una procedura di infrazione sulle case green. Salvini annuncia una stretta contro i veicoli senza assicurazione RC Auto. E dagli Stati Uniti, nel Michigan, un uomo ha attaccato una sinagoga. L'FBI indaga come possibile atto antisemita, mentre cresce l'allarme per il ritorno di violenze contro le comunità ebraiche. Vediamo tutto nel dettaglio. Iran, atomica mai. Teheran sotto pressione. Il punto non è l'escalation. Il punto è che il mondo libero ha deciso di non aspettare l'ultimo minuto utile. Stati Uniti e Israele rivendicano colpi profondi contro il cuore militare e nucleare dell'Iran. Benjamin Netanyahu parla apertamente di scienziati del programma atomico eliminati. Donald Trump mette la questione nei termini giusti. Il problema non è la guerra di Trump, come ripete il coro pavloviano del giornale unico, ma il fatto che un regime teocratico, terrorista e antioccidentale fosse ormai alle porte della bomba. E allora bisogna scegliere. O si accetta l'atomica agli ayatollah, oppure si riconosce che fermarli era una necessità storica. Washington e Gerusalemme hanno scelto la seconda strada. Dura? Sì, ma infinitamente meno pericolosa di un Medio Oriente consegnato al ricatto nucleare degli ayatollah. Hamas, le organizzazioni non governative del terrore. Washington chiude i rubinetti e sempre su questo fronte internazionale, ora parliamo di come Washington colpisce anche i finanziamenti al terrorismo. Il terrorismo islamista non vive solo di missili, droni e miliziani. Vive anche di reti opache, di soldi sporchi travestiti da beneficenza, di associazioni che si presentano come umanitarie e invece alimentano la macchina della guerra santa. Il Tesoro americano ha colpito 4 organizzazioni, tra Turchia e Indonesia, accusate di finanziare l'ala militare di Hamas sotto copertura caritatevole. In altre parole, finte ONG, vera cassa del terrorismo. È una notizia importante perché smaschera un meccanismo che troppi in Occidente fingono di non vedere. Colpire Hamas solo sul terreno non basta. Bisogna prosciugare anche i canali finanziari che tengono in piedi il suo sistema. E gli Stati Uniti, qui, hanno fatto la cosa giusta. Riforma giustizia, è l'ora. Meloni porta il sì nel paese. Cambiamo scenario e passiamo all'Italia, dove si accende il dibattito sul referendum sulla giustizia. A Milano, Giorgia Meloni porta il referendum fuori dai palazzi, fuori dal linguaggio per addetti ai lavori, fuori dal recinto delle correnti. Il messaggio è semplice. Questa riforma non nasce contro i magistrati,
ma contro un sistema che ha perso equilibrio, credibilità e perfino prestigio, schiacciato dalle logiche di appartenenza. Il voto del 22 e 23 marzo diventa un bivio. O si raddrizza una giustizia che ha fatto pagare i propri guasti ai cittadini comuni, oppure si lascia tutto com'è, con le correnti più forti di prima e i soliti sacerdoti dell'intoccabilità giudiziaria pronti a impartire lezioni. Meloni la mette così: la riforma non serve al governo, serve al paese. E stavolta il paese è chiamato a scegliere. Casa, l'assalto verde. L'UE torna a colpire la casa e, sempre restando in Europa, arriva un'altra notizia che tocca direttamente le famiglie italiane. Bruxelles riapre il fronte più sensibile, la casa degli italiani. La Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione contro l'Italia e altri 18 paesi per il ritardo sulla direttiva Case Green. Dietro la formula burocratica il nodo è chiarissimo. Quando Bruxelles parla di efficientamento energetico, tradotto in italiano reale, significa spesso una cosa sola: costi, vincoli, adempimenti e alla fine il conto in tasca a chi una casa ce l'ha o vorrebbe comprarla. Il rischio è trasformare la transizione verde in una patrimoniale mascherata, in una pressione continua sul risparmio privato e sul mattone. Ancora una volta a pagare rischiano di essere i cittadini. RC Auto, Furbine e Mirino. Salvini difende chi paga. Ma cambiamo pagina. Sul fronte interno, una notizia che riguarda milioni di automobilisti. Il principio è elementare e proprio per questo potentissimo. Chi rispetta le regole non può continuare a mantenere chi le aggira. Matteo Salvini annuncia una norma entro l'estate per colpire l'evasione dell'obbligo RC Auto, anche con sistemi di rilevazione automatica. Il dato è impressionante. Quasi 3 milioni di veicoli senza copertura assicurativa in Italia. Ogni mezzo non assicurato scarica i costi sugli automobilisti onesti, già gravati da bollo, carburante, pedaggi e polizze sempre più care. Non è propaganda da ministero, è legalità quotidiana. Chi evade deve essere preso, chi paga deve essere tutelato. Attentato in sinagoga. Il veleno anti-ebraico colpisce Chiudiamo con una notizia dagli Stati Uniti che va ben oltre la cronaca. Nel Michigan, un uomo ha attaccato la sinagoga Temple Israel. Ha sfondato con un veicolo, è sceso armato ed è stato fermato dopo uno scontro a fuoco. L'FBI indaga come atto mirato contro la comunità ebraica. L'identificazione preliminare porta a un cittadino americano naturalizzato nato in Libano. Questa non è solo cronaca americana, è un segnale politico e civile enorme. L'odio anti-ebraico, alimentato da anni di ambiguità, giustificazionismi e doppi standard, torna a colpire dentro l'Occidente. Una sinagoga assaltata, ebraismo e Israele, bersaglio di una furia ideologica travestita da attivismo, da causa, da indignazione selettiva. Chi fa finta di non vederlo ne è già complice morale. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. CSM, il nodo sorteggio. Referendum e correnti della magistratura. Nel pieno della campagna referendaria torna al centro uno dei punti più discussi, il sorteggio dei componenti del CSM. Come ricorda Corrado Limentani sul sussidiario.net, nel 2022 un sondaggio interno all'ANM rivelò che il 41,8% dei magistrati partecipanti si espresse a favore del sorteggio, un dato che oggi pesa nel dibattito politico. I sostenitori della riforma sottolineano che il sistema attuale ha favorito correnti organizzate, capaci di influenzare nomine e candidature negli uffici giudiziari. Il sorteggio, del resto, non è estraneo all'ordinamento italiano. Esiste già nella Corte Costituzionale, nel Tribunale dei Ministri e nelle Corti d'Assise. Da una parte, chi vede nella riforma la possibilità di ridurre il peso delle correnti, dall'altra, chi teme uno stravolgimento degli equilibri interni. Nelle prossime settimane la risposta passerà dalle aule, direttamente nelle urne dei cittadini. Trump e la linea su Teheran. Forza militare e negoziato. La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran è anche una partita strategica sugli equilibri mediorientali. Secondo l'economista Roni Amawi, intervistato da ilsussidiario.net, la logica americana segue una precisa strategia: colpire obiettivi militari chiave e poi riaprire il negoziato da una posizione di forza.
L'obiettivo non è un cambio immediato di regime a Teheran, ma indebolire il sistema di potere degli ayatollah e costringerli a rivedere il programma nucleare. Molti siti sensibili sono stati colpiti e diversi dirigenti eliminati, ma la struttura del potere iraniano regge ancora. Il passo successivo potrebbe essere dichiarare raggiunti gli obiettivi e offrire a Teheran una finestra per tornare al tavolo. O si negozia o la pressione riprende. L'effetto politico è già visibile. Nei paesi del Golfo si è rafforzato un blocco anti-iraniano in cooperazione con Washington. Lavoro, più luci che ombre. Occupazione in crescita, ma restano i nodi strutturali. Nuovi dati Istat sul mercato del lavoro. Nel quarto trimestre 2025 gli occupati salgono a 24 milioni e 121 mila. Tasso di occupazione stabile al 62,5%. Disoccupazione in calo al 5,6%. Crescono soprattutto i contratti a tempo indeterminato, aumentati di circa 76.000 unità, mentre quelli a termine diminuiscono sensibilmente. Su base annua l'occupazione cresce di 89.000 unità e i disoccupati scendono di oltre 130.000. Restano però tre nodi strutturali. Tra i giovani, da 15 a 34 anni, il tasso di occupazione scende e cresce l'inattività. Nel Mezzogiorno il tasso si attesta attorno al 50%, quasi 20 punti sotto il nord. E nel 2025 il costo del lavoro per unità è cresciuto del 2,9%, con i contributi sociali che pesano più delle retribuzioni. Il mercato del lavoro italiano migliora, ma queste tre zavorre restano ancora irrisolte. E questa è l'ultima notizia per oggi. Il TG di Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, torna puntuale lunedì. Buon fine settimana a tutti. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con il